Buonasera a tutti ragazzi, sempre notizie scientifiche, stavolta in campo dell'astronomia. In effetti ragazzi, a soli 4600 anni luce dalla Terra c'è una pulsar talmente densa e massiccia. In effetti ragazzi, queste stelle molto massicce sono almeno 10 volte superiori al nostro Sole, quindi è un oggetto molto grande, ragazzi. Ciao Stella, vedi, troviamo l'argomento giusto. In effetti, quando queste stelle, Briraco, vabbè, abbiamo capito, Stella. Quando queste stelle terminano il loro carburante, possono morire generando esplosioni catastrofiche. Questa qui, così nasce la stella di neutroni. No, no, l'ho messa, solo che ancora non hanno aggiornato, l'ho messa, non ti preoccupare. Solo che è tempo che YouTube l'aggiorna, comunque poi la vedrai al finale. Diciamo ragazzi che in effetti questa stella di neutroni doveva diventare un buco nero, in effetti, ma non lo è diventato, quindi in effetti ci è mancato pochissimo che diventasse un buco nero, quindi diciamo che è uno stadio tra diciamo stella di neutroni e buco nero, ma in effetti non si è generato in buco nero in effetti, e quindi è una stella di neutroni che è densissima. Ciao avvocatella, quindi in effetti si chiamano pulsar queste stelle di neutroni, quindi sono ben riconoscibili per la regolarità con quale emettono onde radio, quindi possono generare ragazzi onde radio davvero da paura. In effetti queste mandano onde elettromagnetiche in tutto diciamo l'universo, meno male che sta lontano da noi 4600 anni, se no questa altro che la tempesta magnetica del Sole, questa ci fulminerebbe a volo. Quindi diciamo che pur essendo piccola ha una densità da far paura, ragazzi. In effetti un solo cucchiaino di questa, diciamo, stella di neutroni sarebbe il peso di tutti gli esseri umani che stanno sulla Terra. Pensate un poco che, diciamo, anomalia strana è. Diciamo che è stata scoperta casualmente nell'ambito di osservazioni di routine alla ricerca delle onde gravitazionali. Quindi in effetti è uscito fuori questa cosa qui, questa anomalia radio emessa dalla pulsar stessa, cioè indotta da una nana bianca, ragazzi, quindi una stella piccola con elevata massa, come il Sole, diciamo, quando si spegnerà. Sì, sì, in effetti il problema è che queste, diciamo, questi mostri così sono, in effetti, possono mandare onde radio nello spazio, quindi diciamo onde energetiche, in effetti. E questo qui, se ti colpisce una cosa di questa, fortunatamente stiamo lontani, ma se per puro caso questa manderebbe qualcosa vicino a noi, ragazzi, altro che la tempesta magnetica del Sole, quello è un giocattolo. Qui, ad esempio, il problema è la fame, ti pareva, eh? Non mi parlare, Francesco, io sto a lutto oggi. Qui- io sto quasi a lutto. Sì, sì, e la densità di questo oggetto, diciamo, è talmente elevata, te l'ho detto, che un cucchiaino di materia di neutroni potrebbe pesare quanto l'intera popolazione della Terra. Quindi pensa un poco che cosa è questa stella di neutroni, in effetti. Quindi possono, anzi, ruotano a centinaia di volte al secondo, generando intensi campi magnetici. Quindi è come diciamo ragazzi, è come un faro, diciamo nell'universo, quindi emettono onde radio abbastanza forti, quindi se per puro caso la Terra si trovasse nelle vicinanze di una cosa così, ragazzi, come film vi ricordate quando hanno preso i bambini, non mi ricordo quale film era, che la gamba veniva distrutta da un campo magnetico, diciamo, dalla tempesta solare, solar flare, lì, quel film lì, così succederebbe alla Terra. Questa qua spazzerebbe la Terra direttamente, la brucerebbe. Bravo, segnali dal futuro, è la stessa cosa, se noi staremo
vicino a questa pulsar, noi faremo la fine di segnali dal futuro, in effetti, quindi un solar flare che distruggerebbe l'atmosfera terrestre, quindi incenerendo tutto. Fortunatamente è molto lontanissima. Stanotte aspetto che dormono tutti e mi mangi il frigo, eppure è una buona idea. Stasera sarai molto magnanimo. Marica, noi ti abbiamo dato l'opportunità di conoscere un alieno e non l'hai presa a volo. Queste cose capitano una volta solo nella vita. E poi guarda, io la foto in effetti nell'ultimo video, quello là di San Matteo, vedi che ci sta una mia foto, eh. Io l'ho messa una mia foto poi. Che voi avete detto che non sapete io chi sono. Vedete che nel video, quello là di San Matteo che io ho fatto, io ho detto proprio all'inizio, guardate così, così e poi ho messo una mia foto, quindi ci sta la mia foto. Sì, sono io là, sì. Vedi che allora non mi sai. Tu dici che mi conosci, ma non mi sai in effetti. Io sono quello lì che sta nella foto, quella lì di San Matteo. Come non ci credi? E domanda a Avvocatella, se sono io o no. Avvocatella mi conosce, mi sa. Domanda a Avvocatella e dici, ma quello è Giuseppe, vedi? Te lo dirà lei. No, in senso di, mi conosci nel senso della mia faccia, del mio viso, in effetti. In effetti prima di quest'uomo incappucciato io avevo una mia foto prima, poi l'ho tolto, ho messo questo incappucciato, perciò ho detto mi conoscono. Poi quella nel video ancora non altro, in effetti, che sono sempre io, però non è la stessa foto che avevo messo prima. Però sono sempre io al finale. Quindi Franci, io stasera, la verità, ho mangiato un panino, un soffiato con pomodoro all'insalata. La verità, mi mangiassi una fetta di carne, Franci, ma che di fetta di carne in uchina, secondo me. No, no, io dico, no, no, avvocato, carne arrostuta. Lo so, Franci, ma un soffiato per me non è niente. Beh, è come un bicchiere d'acqua, Franci. Un soffiato è leggero, capì? Alla finale non l'ho accusato proprio, Franci. Io la verità ho mangiato il panino, ma mi sembra che non ho mangiato la verità. Non lo so, è più dura che mai. No, no, una rosetta, un panino, un soffiato, come lo chiamate voi? La tartarughina, come la si chiama? Comunque una cosa leggera. Secondo me se no pesava 70-80 grammi. No, no, mi devo mettere in forma, capì? Ma ci metto in forma prima, mi devo scassare poi a Natale, capì? Ma ci metto poco in forma. Poi faccio... e provo a indovinare, eh? Allora ti dico solo il mese, vabbè, anzi il giorno è proprio... sono nato a San Valentino. Quindi vedi che segno sono, indovina? Quindi fu 14 febbraio. Azzeccinato il 14 febbraio, Vergine. Yeah. 14 febbraio, ragazzi, bilanciatevi un po' di più, né Vergine né bilanci comunque. Marica, ya, Toro. Allora facciamo un aiutini, eh. È un segno acqua, un segno d'aria. Più facile che questo, guarda, è proprio un cucchiaino in bocca, già mette. Non lo so. Brava Francesco, vedi Francesco l'ha indovinato, acquario. No, avvocato non so vergine, mi dispiace. Acquario. Segno di aria in effetti, non di acqua. Però io ho detto acqua proprio per gli più vicini. Acquario ragazzi, sono acquario. Tutto a posto Andrea. E a te? Mamma mia. Qua stiamo facendo la dieta e Francesco non ce la faccio.
quindi stiamo uscendo pazzi a finale. Sì, 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 come primo giorno diciamo stiamo proprio messe male. Sinceramente mi siederei a ora, tranquillamente, un antipasto, prosciutto, bocconcino, bruschette, quindi solo per incominciare. Poi pure due tagliatelle con i funghi porcini, una bolognese, una pennetta con il ragù, ma pure, pure pasta agli voglio, Francia, la verità, io voglio proprio declassare. No, no, è proprio carbonara. Ciao Michele, ciao. Francia, tipo compleanno tu scasso, quindi non è che devi festeggiare a finale. Ragazzi, guardate, la cosa più brutta è proprio... Sì, sì, ora ho fame, non è hai, ho. Affermativa. Però devo resistere, non importa. Dobbiamo essere più duri. Ci invita a ristorare e non ti conviene, Francia, e ti arruiniamo. No, qua mancano poco d'acqua, Michele, neanche un po' d'acqua qua a finale, un poco poco, ma niente di eccezionale. Francesco, non ti conviene ci invita a noi a mangiare perché ti arruiniamo, quindi lascia stare, è meglio se ci compri un vestito o ci mandi 50 euro, ci voglio accattatevi i dolci e fai più bella figura, perché se veniamo al ristorante per 50 euro non ce la fai né per me, né per Avvocatelli né per Alessandro, quindi manno c'è una cosa di soldi, che dice voglio accattatevi i dolci. Io un panino con l'insalata, ragazzi. Francesco fa 50 anni, è da festeggiare. Marica, tu la finisci, tu, Marica, sicuro che stai a casa, tu? No, io mi sto preoccupando, Marica, tu ieri mi hai detto a proteine, stasera la zuppa, la minestra, ma sicuro stai a casa, Marica? E poi, Marica, di che parte sei d'Italia? No? Se sei di Milano è normale. No, no, non ci sono aggiornamenti su quel fatto lì, no, no. In effetti, mo è uscita questa nuova, diciamo, notizia che questa pulsar, diciamo che è una stella molto densa di neutroni, sta a 4600 anni luce dalla Terra e diciamo che come regola non dovrebbe esistere. Quindi diciamo che è un casino un poco. In effetti questa stella di neutroni, anche se piccolina, è densissima. Pensa che dicono che un cucchiaino di questa materia sarebbe, diciamo, il peso diciamo, della nostra Terra, in effetti. Quindi pensa un poco. Quindi la densità di questo oggetto è elevatissima. Fortunatamente sta lontano, 4600 anni luce. Quindi un cucchiaino di materia di una stella di neutroni sarebbe pesante quanto l'intera popolazione della nostra Terra. Quindi questa pulsar genera intensi campi magnetici. No, credo di no, anche se diciamo, secondo me qualcosa in effetti sta succedendo, in effetti. In effetti, allora ragazzi, tanto per dire, in effetti, gli amici miei del, diciamo, come si dicono, dell'astronomo, quelli che hanno l'astronomo, in effetti hanno avuto un problema stanotte, ragazzi. In effetti i loro radar sono andati in fumo. Quindi questo nostro amico, lui c'ha l'osservatorio, ecco, giusto per dire che cos'è. Questo amico è amico di Stellar Nova, un nostro iscritto qui, e stanotte è successo, diciamo, un po' di casino. In effetti si sono rotti tutti, diciamo,
i radar, quindi qualcosa di elettromagnetico avrà distrutto questo, diciamo, i radar dei ragazzi. Stiamo parlando di astronomia in effetti. Adesso i ragazzi, loro, no, un pulsar, stelle di neutroni, in effetti tipo un buco nero. Quindi in effetti questi ragazzi adesso stanno cercando di trovare che cosa ha dato, diciamo, fastidio a questi radar. In effetti hanno perso un sacco di radar, in effetti ora li stavano provando ad aggiustare, quindi e a cercare di capire che cosa ha provocato questa anomalia, anche perché, come hanno detto loro, questa è una cosa che non riescono a capire. In effetti è successo alle 2 di stanotte. Quindi sì, c'è qualcosa di anomalo. I ragazzi adesso hanno chiamato in America perché là ci sta un altro osservatorio che è il loro amico e stanno capendo che cosa è successo stanotte alle 2 perché un impulso magnetico, no, in effetti hanno detto che un impulso magnetico ha distrutto i radar, quindi hanno solo visto che era un impulso forte magnetico, però poi i radar sono saltati e pure quando li hanno cercato di recuperare quello che stava registrando non hanno trovato nulla, quindi adesso hanno contattato gli amici in America, un altro osservatorio, e hanno detto: allora, come sapete, io sono Stellar Nova, mi ha diciamo fatto fare amicizia con un osservatorio, diciamo qui in Italia. Questi ragazzi, la verità, mi danno notizie per fare video, fotografie, come vi ho fatto vedere le altre volte le foto di questo qua. Questo ragazzo Astrospace si chiama, è quello, diciamo, quello del canale che lui ha su Telegram. Lui si occupa di, ecco, sta Marco Kenway, si occupa, diciamo, di astronomia. In effetti stanotte sono saltati i radar senza un motivo valido, quindi diciamo che loro stanno cercando di capire perché. No, non sono asteroide, no, in effetti neanche una tempesta magnetica poteva provocare la fusione, diciamo, dei radar. In effetti sono saltati. In America hanno notato un'anomalia, però non sono saltati i radar, quindi sono saltati qua in Italia, in effetti. Però hanno notato qualcosa di una pulsazione cosmica, quindi proveniente dall'universo, in effetti, quindi una pulsazione elettromagnetica, in effetti. No, non è la tempesta solare, perché loro già hanno avuto a che fare con le tempeste solari e i radar non succede nulla. Quindi in effetti se fosse stata una tempesta magnetica avrebbe fatto saltare i radar, sarebbe saltato internet, la TV, diciamo tutte queste cose anche a noi. In effetti se era stata la tempesta solare anche noi stasera non stavamo parlando, in effetti, quindi influe sì, però il problema è che loro stanno cercando questa pulsazione elettromagnetica da dove arriva e mo faranno la nottata per cercare una spiegazione a questo evento che neanche loro riescono a farsi capace da che cosa è successo. In effetti stanno provando ora a ricercare che cosa ha provocato questo impulso. Sì, una forza magnetica misteriosa. In effetti io sono andato sul sito poco fa loro e diciamo si stanno scervellando in effetti e stanno davvero un po' vedendo il da farsi, quindi in effetti una tempesta solare non è stata. In effetti stanno tutti quanti, hanno contattato a quelli in America, un altro osservatorio, e stanno cercando di capire perché. Ma non lo so, guarda, loro stanno in effetti davvero, come ha detto Marica, sciumunendo, nel senso che stanno scervellandosi per cercare una risposta che non c'è. Infatti poco fa l'ho scritto di Tastro, allora hai trovato la risposta a quello che gli ha detto no, Giuseppe, ancora niente, faremo la nottata, ma dobbiamo vedere che sta succedendo perché non è normale che i nostri radar che loro tengono accesi tutta la notte sono saltati in aria. In effetti è stata una pulsazione elettromagnetica, quindi un impulso, quindi però da che cosa è derivato non si sa in effetti, quindi è qualcosa che è venuto da fuori, non da dentro, capisci? Non è una cosa
interno, cioè qualcosa che è arrivato da esternamente, ha colpito questi radar, quindi non è un problema, diciamo, internamente al laboratorio, quindi, ma non lo so, grazie, ti dico una bugia, in effetti, non saprei, non lo so. In effetti gli accuso tutti i radar, ragazzi, adesso stanno provando a ripristinare. Pure io ho pensato fosse qualche segnale di qualche pianeta, oppure anche questa stella, questa qui che ho fatto io il video, potrebbe generare onde gravitazionali che arriverebbero sulla Terra e influenzerebbero, diciamo, apparecchi elettronici. Quindi diciamo qualche cosa di strano, oppure quella stella, diciamo, quella cometa che sta arrivando, quella famosa o sono extraterrestri, comunque qualcosa di strano sta accadendo, non si sa che cosa, quindi ma non si sa. Sì, sono quelli là, i radar sono quelli là, sì, quelli che navigano nello spazio e ti fanno le foto, sì, quella lì. Sono saltati in aria stanotte alle 2 ragazzi dell'astronomo, di quelli dell'astronomia in effetti. Questi c'hanno un osservatorio astronomo e sono saltati in aria. In effetti si sono fusi. Halley, la cometa Halley, vabbè, ma quella lì è una cometa normale. La cometa che dico io è quella lì C 2019 Q4 che sarebbe come Oumuamua, però loro hanno una batteria che hanno come energia, non lo so, ti dico una bugia, in effetti loro hanno questo osservatorio e hanno collegato 24 su 24 i radar per vedere appunto il cielo e stanotte alle 2 un ragazzo ha chiamato che i radar erano saltati in aria perché in un pulso magnetico l'aveva fatti fuori, quindi ora loro vogliono sapere perlomeno cosa è stato a generare questo impulso magnetico. Purtroppo stanno cercando di ripristinare tutto, non stanno capendo ancora nulla in effetti, ragazzi. No, no, in effetti funziona tutto, Francesco, in effetti funziona tutto tranne che i radar, capisci? In effetti non è che il telescopio funziona, solo i radar sono saltati in aria. Quindi non è che diciamo ha fatto tutto l'astro, capì? Tutto diciamo l'edificio dove stanno tutti sti apparecchi, in effetti ha fatto solo i radar. Quindi è un problema perché i radar? No, no, Alessandro. È un problema che qualcosa è successo e non sanno che cosa. Ma no, può darsi pure ragazzi che questa cometa che sta passando mo sia, diciamo, sì, ma l'impulso magnetico ha fatto saltare i radar. Forse non volevano che si registrasse qualche cosa. Posso pensare pure così, capisci? In effetti, forse qualcosa, qualcuno non voleva che, diciamo, venisse fatta una registrazione. Quindi può darsi pure che un UFO sia passato e non voleva essere visto. Facciamo un'ipotesi, eh? Vabbè, Paolo, sì, sì. Quindi in effetti c'è stato qualcosa di anomalo, ma appunto in effetti sì, sì, Paola. Ma allora questo qua che passerà qui che si chiama C 2019 Q4, questo andrà verso Marte e quindi non impatterà sulla Terra di nessuna maniera. Però si pensa che è un oggetto alieno, una sonda aliena in effetti. Hanno fatto anche delle foto alle Hawaii al telescopio dei gemelli e dicono che avevano fatto delle, non lo so, boh, forse YouTube, avevano fatto delle foto che avevano sovrapposto e avevano visto, diciamo, qualcosa di anomalo. In effetti hanno detto che questa diciamo, cometa a forma di sigaro, un buco nero è tipo il Sole, una massa diciamo grande quanto al Sole che collassa in effetti. In effetti collassa su se stesso perché è finito il carburante, quindi
diventa una gigante e poi collassa su se stessa. Quindi sì, sì, li vedo, sì, sì, in effetti poi alla fine tutto quello che va vicino a questo buco nero viene inghiottito, pure la luce non riesce a fuggire dal buco nero. In effetti sono stelle di 10-20 volte, diciamo, la massa del Sole che una volta finita l'energia collassano su se stessi e provocano questo buco nero. Quindi un buco nero, diciamo, è tipo un divoratore di tutto, mangia di tutto, quindi galassie, pianeti, quindi tutto quello che incontra lui inghiotte. Quindi è talmente denso che non passa neanche la luce. Mo' la velocità della luce, sì, è la cosa più veloce al mondo, eppure non riesce a fuggire dal buco nero. Quindi pensa com'è denso e compatto che nulla gli può fuggire. Poi diciamo che ci sta l'orizzonte degli eventi che diciamo è diciamo, la parte iniziale del buco nero. Si dice che secondo la teoria di Einstein ci sarebbe questo orizzonte degli eventi che se tu per puro caso, anche se è impossibile, tu stessi lì sul bordo di questo orizzonte per 2 minuti, sulla Terra sarebbero passati diciamo 1000 anni. Quindi pensa un poco, lì il tempo si ferma in effetti. Ciao a tutti Andrea, quindi vedi quanto è forte che lì il tempo si ferma. Quindi è capace che 2 minuti sull'orizzonte degli eventi sarebbero milioni di anni sulla Terra in effetti. In effetti è come diciamo il caso dei gemelli, no? Uno viaggia alla velocità, no, l'orizzonte degli eventi diciamo in una linea immaginaria dove inizia il buco nero. Non è dei sogni, no? Diciamo che dopo quella linea qualunque cosa passa non torna più indietro, quindi si chiama orizzonte degli eventi. Dopo che ha passato quella linea immaginaria, non è che esista davvero la linea, in effetti si è inghiottiti, diciamo, dal buco nero. Però se per puro caso potreste stare, uno di noi potrebbe stare lì, diciamo fermo, appunto, devo fare un ritiro spirituale. Apri il frigo allora, Francesco. Quindi diciamo ragazzi che è un po' un casino in effetti, quindi l'universo è davvero problematico, non è tanto facile perché ci sono tante leggi, tante cose che davvero c'è da sciomuni, nel vero senso napoletano, quindi in effetti ci sono tante cose là fuori che davvero non conosciamo. Quindi ragazzi diciamo che c'è qualcosa di misterioso sicuramente, cose che non riusciamo mai a comprendere, cose che sicuramente non riusciremo mai a capire, quindi purtroppo non ci è dato di capire certe cose, quindi quindi in effetti è così. Ragazzi, vi saluto a tutti, buonanotte a tutti, quindi io vado un attimo in frigorifero, ragazzi, è rimasta una cosa in sospeso. Scherzo, ragazzi. Mantenete a Francesco Alessandro, se no chi si mette a mangiare. Ragazzi, buonanotte a tutti e ci sentiamo dopo. Ma potrebbe essere, però dicono i ragazzi l'avrebbero visto, capisci che cosa dicono Marco? In effetti dice Astro che se pure fosse stato qualche cosa di grosso sarebbe passato, loro l'avrebbero immortalato. Quindi dice non è tipo un pianeta, ma è qualche cosa che diciamo ha buttato questo impulso magnetico. Quindi non si tratta di un pianeta, ma forse è stato voluto, oppure che ne so, può darsi pure questa sonda che sta passando. E può essere, i ragazzi stanno adesso, mi hanno scritto poco fa, che stanno cercando di scrutare il cielo a più possibile per vedere questa onda magnetica, pulsazione magnetica, da dove si è arrivata in effetti. Quindi non capiscono bene, anche i ragazzi in America stanno vedendo un po' la situazione com'è. Poi, semmai, come sempre, ti faccio sapere su Messenger, in effetti
voglio vedere i ragazzi che mi dicono perché ho visto che mi hanno contattato, quindi adesso chiudo qua e vedo Astro cosa mi dice, in effetti poi ti faccio sapere. Vabbè ragazzi, buonanotte a tutti, quindi ci sentiamo domani con 4 video, speriamo qualcosa di buono. Non mangiate assai. Sì, sì, poi se so qualcosa non ti preoccupare, ti mando le foto, non ti preoccupare. Loro stanno cercando di vedere che cosa sta succedendo, quindi in effetti non lo sanno neanche loro, però se ho foto o altro te le mando su Messenger, figurati. Quindi fino a mo' abbiamo solo parlato di questa cosa di anomalie, tutta questa cosa qui, già stamattina. Sì, sì, ma no, io faccio sempre live a finale, ragazzi. Può darsi che domani faccio una live su questo mistero che non si è capito, quindi vediamo che cosa i ragazzi riescono a scoprire, perché sinceramente non sanno neanche loro che cosa è stato, quindi rimane un mistero, ragazzi. Vabbè, ragazzi, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani. Ciao a tutti.